Nel 2024 gli under 35 che sono espatriati in Italia sono stati 74.000 e di questi un decimo solo dal Veneto. È un numero importante perché in un periodo di calo demografico è evidente che ogni persona formata, laureata che abbandona il territorio è una perdita netta non solo nel breve periodo ma soprattutto nel medio-lungo termine. Non solo questo, perché il saldo tra espatriati e rientrati nel 2024, secondo i dati dell'AIRE, nella nostra regione segna un rosso marcato, meno 5.996 unità. Giovani che si sono formati in Veneto, che però hanno scelto di lavorare all'estero, attratti da stipendi più alti e servizi migliori. È necessario intervenire. C'è per esempio questa proposta dell'osservatorio regionale che è stata proposta anche dalle categorie, una sorta di CNEL regionale, di CNEL del Veneto, che può proporre per esempio questa delle borse che è fondamentale per andare a coprire il gap retributivo. Si inserisce in una serie di proposte che noi stiamo facendo, che vanno per esempio anche attraverso l'istituzione di una business school regionale, cioè noi abbiamo tante scuole però non abbiamo nessuna scuola di livello internazionale che formi quel gap tra il mondo del sapere e il mondo produttivo, e l'istituzione anche di un fondo sul modello di Lazio Innova che ha preso i fondi europei e li ha messi in un fondo per start-up, cioè per cercare di incentivare l'imprenditorialità giovanile. La politica regionale deve spingere su digitalizzazione e sostenibilità, come è successo in altre regioni, affiancandosi alle imprese. Dobbiamo lavorare aumentando la produttività, la digitalizzazione, sfruttando l'intelligenza artificiale per aiutare le nostre PMI, le nostre grandi aziende a essere più competitive a livello globale e a poter quindi pagare di più le persone e soprattutto e anche i nostri giovani, rendendo e permettendo di far sì che il nostro territorio continui a essere attrattivo e far sì che le persone, gli oltre 72.000 studenti che abbiamo qua ogni anno in una delle università migliori del mondo, non vadano via ma possono trovare opportunità di lavoro sul nostro territorio.